Prego. Sì, direttore, è tornato a trovarci Raffaele Padrone, che è vice segretario nazionale della UGL Polizia di Stato. Mentre il ministro Alfano dice che i furti sono diminuiti il 20% a destra a tagliamento, purtroppo siamo sempre qua in presenza di questi banditi che entrano nelle nostre case e rubano. Le promesse di rinforzare appunto l'organico sono state mantenute per quanto riguarda le forze dell'ordine? Allora, sul territorio nazionale ci sono dei corsi di agenti, circa 470 agenti che dovranno partire, già persone che comunque risultati idonei alle visite mediche, e poi c'è un altro concorso in atto. Il problema è che noi dobbiamo guardare il nostro territorio, sì, che la realtà è Pordenone, visto che lui parlava della realtà di Pordenone, e mi pare che le notizie non siano sicuramente uguali a quelle che dice lui. Ecco, in più ogni volta che succede qualche episodio così increscioso, ma d'altronde se uno entra a casa mia, gli sparo, mi difendo, devo anche pagarlo ex novo, no? Quindi 130.000 euro a volta, che poi andiamo a ricadere sulla famiglia. Moldavo 325.000 ecco. euro. E oggi è stato ribadito quello che io avevo detto l'altro giorno. Siccome il moldavo è uscito dalla tabaccheria dando le spalle al tabaccaio e lui ha sparato, non si può, perché una volta io legittima difesa o l'eccesso colposo, rubo, me la do a gambe, uno sì. mi spara ed è caduto lì sulla carreggiata. Non lo può fare, guardi, non lo può fare neanche l'agente di polizia che interviene sulla rapina. Se vede il ladro col sacco scappare, non può sparare. Questi sono i paradossi di queste cose. Poi qualcuno dice che noi dobbiamo fare di più sulla sicurezza. In quanto riguarda il giubileo, mi pare di aver sentito da lei, direttore, che parlava di questa cosa. Cioè, abbiamo in campo 2700 uomini ogni giorno su Roma. A spese di chi? E partono anche da Pordenone. Sì, partono anche da Pordenone, non ci vedremo per 15 giorni. Però magari ci sentiremo al telefono e vi racconterò com'è questa situazione. Ma se Giubileo ha fatto il Vaticano, perché non paga il Vaticano? Ma è quello che io si ricorda che mi pongo, tempo fa fanno fare il Family Day, sì. Fanno anche esatto, pagato, qualche tempo fa si ricorda, direttore, che ho detto, qualche mese fa ho detto, vedrete che appena parte il giubileo ci chiameranno, perché tanto Pordenone, che ha già 100 uomini in meno, quindi ci vanno via il prossimo anno da quasi altre persone. Quindi vediamo, e paghiamo noi, paghiamo tutti, perché addirittura tutte le spese che farò io e i miei colleghi ogni 15 giorni sono a carico della questura. Sì, ma è della questura di Pordenone. Diciamo anche questo. Quindi ti invitano, però devi pagarti tutto quanto. Incredibile, vabbè. Posso salutare un gruppo che ho incontrato, per quello mi hanno detto a Telepordenone, oggi facendo i miei 100 km ho trovato un gruppo di Portoguaro che sono stati fantastici, abbiamo fatto più di 100 km insieme, mi hanno detto mi saluti il direttore, quindi io ringrazio invece loro che hanno corso con me volentieri e abbiamo pedalato forte. Complimenti e buon viaggio a Roma. Ci vediamo, ci a sentiamo. Spese nostre.